Mi trovo sotto la torre di Mariano II in piazza Roma a Oristano. Questa è l'ultima torre superstite, diciamo torre degna di nota, dell'antica cinta muraria. La cinta muraria comprendeva 28 tra torri e torrette. Questo era uno dei principali ingressi. Fino a poco più di 100 anni fa esisteva anche la torre gemella, non era intera ovviamente, che si trovava nell'attuale piazza Manno. Io non vedo neanche cosa sto inquadrando perché c'è troppo sole, adesso torno al buio e vedrò meglio. Ecco, stavo per cadere nella fontana perché c'è il gradinetto, la fontana è spenta. Oggi avrebbe fatto anche piacere trovarla accesa perché c'è molto caldo, essendo oggi 8 giugno. Ecco, adesso si vede di nuovo, almeno io vedo di nuovo la torre. Appunto questo era uno degli ingressi principali a Oristano, Porta Pontis o Porta Manna o Torre di San Cristoforo, perché custodiva un retablo di San Cristoforo, che poi San Cristoforo è il patrono dei viandanti e capita spesso di vederlo nelle cinte murarie antiche, nelle città dove ancora esiste la cinta. Questa torre portava una lapide, chiamiamola così, una pietra con su inciso per volere di Mariano II. Appunto lì ci diceva che aveva fortificato la città lui. Questa lapide, l'originale, si trova all'Antiquaria Marmorense, mentre adesso sicuramente non si vede da qui, comunque c'è una copia sopra l'arco. Da piazza Roma è tutto. Adesso ho oltrepassato il fossato e mi dirigo verso il ponte romano, se fossi all'epoca dei fatti.